Dopo 3 anni di stop per pandemia è tornata la convention di Donne Impresa Confartigianato edizione 2023 dal titolo Femminile Impresa di Valore. All'appuntamento, che si è svolto a Roma, era presente anche una delegazione vicentina, la più numerosa tra quelle provinciali, così come quella veneta è risultata la più corposa. Alla loro guida Sabrina Pozza, presidente del movimento Donne Impresa Confartigianato Vicenza. Sentiamo. Finalmente, dopo 3 anni di blocco causa Covid, ci siamo ritrovate alla Convention nazionale del Movimento Donne. Come sempre è un momento di grande condivisione fra noi imprenditrici e di ascolto di parlamentari donne che si impegnano anche per le nostre istanze. Il ministro Roccella ci ha proprio anche sollecitato di farci presenti perché è disponibile a portare avanti le nostre istanze, ma seriamente e in pratica. E questo ci ha dato grande sostegno, devo dire, mi ha reso molto felice finalmente, perché vedo un impegno non solo a parole ma anche un impegno serio e scritto. Le parlamentari fra l'altro si sono dimostrate molto disponibili perché già presenti fra loro in un lavoro di tavolo indipendentemente dall'orientamento politico, e questo dà anche a noi voglia e energia per lavorare insieme al di là dopo delle diversità e dei nostri impegni di tutti i giorni. La Presidente nazionale Violato ha preparato un documento molto importante a mio avviso, perché contenente punti fondamentali per il sostegno delle imprenditrici e delle donne. Uno fra tutti, il prevedere un sostegno al credito che sia non sporadico o a spot, ma strutturato e continuativo, che dia più fiducia agli investimenti che le donne possono fare nelle proprie aziende. Seconda cosa, una vera strutturazione del welfare, che permetterebbe alle donne non di dover sempre fare una scelta fra famiglia e lavoro piuttosto che cura delle persone deboli della famiglia, ma poter usufruire di aiuti e di sostegno che le permetta di fare veramente quello che hanno diritto come giusto nella nostra nazione. E a proposito di imprenditoria femminile, torna dopo 2 anni con una dotazione quasi raddoppiata rispetto al 2021 anche il bando della Regione Veneto finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile. Attraverso i propri uffici, Confartigianato Imprese Vicenza darà la massima diffusione all'opportunità e accompagnerà le aziende nella presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente per via telematica. La fase di compilazione sarà attiva da giovedì 16 febbraio a mercoledì 8 marzo e il bando sarà disponibile nel sito della Regione nell'apposita sezione Bandi, Avvisi, Concorsi. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.